era indirizzata sull'eccellenza di Vescovo Monsignor Adriano Passanò. Eccellenza Monsignor Adriano, a seguito dell'incontro avuto con lei in data 10 dicembre 2018, la raggiungo con la presente comunicazione. Nell'incontro di dicembre venivo a presentarle la situazione della nostra provincia religiosa dei frati minori e il discernimento che aveva condotto il territorio provinciale alla decisione di dover restituire alla diocesi la cura pastorale della parrocchia San Francesco di Tagliarino e al ritiro della nostra fraternità lì presente. Ora, con questa via, sono a confermarle e a trasmetterle la decisione di portare a termine la presenza della nostra fraternità di Tagliarino e a riconsegnare la cura pastorale della parrocchia che ci era stata affidata, avendo cura che siano completate le attività dell'anno pastorale in corso e le attività estive. L'intenzione da parte nostra è di attuare la decisione al termine dell'estate 2019, secondo le modalità e nei tempi che saranno concordati con lei in dialogo con il parroco fra Maurizio Marti, che è anche il guardiano della fraternità. È superfluo dirvi che questo passo reca sofferenza di noi frati, consapevoli che così interrompiamo una tradizionale presenza nel tessuto della Chiesa di Chioggia e nel tessuto della popolazione tagliolese, ma come le spiegavo personalmente, in questo momento alla forte carenza di vocazioni si aggiunge la sconsolata realtà dell'invecchiamento e di non aver fratelli adeguatamente preparati per la pastorale parrocchiale. Altro passo da compiere sarà concordare il tempo con la data, inclinare la comunicazione per preparare il passaggio. Confido, Eccellenza, nella sua comprensione, cioè che saprà accogliere questa decisione come risposta alla situazione critica che la provincia religiosa sta vivendo da anni e come attuazione di un doveroso necessario nostro ridimensionamento. Rimango in attesa di quanto vorrà comunicarci in merito e le auguro un santo forte tempo di Quaresima. Milano, via provinciale, 15 marzo 2019. Fra Mario Farretto